grazie a chi ha organizzato questo interessantissimo convegno, grazie per l'invito e grazie ai relatori che ci hanno preceduto perché diciamo, ci hanno dato la competenza e la passione per affrontare un tema come questo che è anche intriso di dolore e di complessità. E grazie anche per la bella pausa che è stata anche un'occasione, oltre che di rinfrancarci, perché arriviamo sempre tutti stanchi a venerdì, anche di avere contatti più diretti con i relatori, con i partecipanti al convegno, dai quali ho tratto uno spunto che mi consentirà adesso un po' di rivoluzionare la scaletta e parlare un po' così di getto. E vorrei iniziare attenendoci al piano così giuridico processuale. I reati in danno delle donne di violenza, quindi lo stalking, i maltrattamenti, la violenza sessuale, la minaccia, hanno una precisa configurazione giuridica nel codice penale. Alcuni sono procedibili a querela, altri d'ufficio. Questa distinzione è molto importante perché quando si va a segnalare un maltrattamento, una violenza subita, bisogna porre attenzione alla forma richiesta per attivare il procedimento penale e in particolare, questo lo richiamo dall'esperienza, bisogna tener conto che nel corso del procedimento, del processo, il fatto può avere una diversa qualificazione giuridica. Ad esempio, io ho visto esempi di reati anche gravi commessi in danno di donne in modo reiterato, in modo violento, che avendo subito nel corso del procedimento una diversa qualificazione giuridica sono stati definiti con un doversi procedere per mancanza di querela. Questo è importante, è un dato pratico, semplice, però è essenziale che nel momento in cui si intende attivare la richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria, magari facendosi consigliare dal personale che è sempre presente, ormai ed è specializzato, si consideri l'opportunità di esternare una volontà punitiva. Io ho visto procedimenti in cui reati veramente gravi, hanno ricevuto, per una serie di motivi tecnici che non vado qui a spiegare, una diversa qualificazione strada facendo che ha portato appunto una chiusura senza colpo ferire della vicenda processuale. E questo. Poi vorrei anche puntualizzare che mi ha colpito molto perché è correttissimo il richiamo fatto da una relatrice precedente che evidenzia l'assenza di tutele per le donne vittime di maltrattamenti una volta che il responsabile abbia espiato la pena. Questo è vero perché noi adesso abbiamo una normativa che vede nel corso del procedimento l'obbligo per l'imputato che chieda un'attenuazione delle misure cautelari di informare la parte offesa. Quindi la parte offesa può dire no, io non voglio che lui invece che la restrizione in carcere abbia l'arresto domiciliare o abbia l'obbligo di dimora o abbia qualunque altra misura. Mentre una volta che la pena è stata espiata non vi è più nessuno spazio di intervento per misure di protezione. Questo è sicuramente, come è stato già indicato, una forma di vuoto normativo, forse più attinente a misure di sicurezza o a misure di altro tipo, perché espiata la pena si chiude la vicenda penale. Questo comunque sarà da porre all'attenzione del legislatore e degli esperti. Vi è anche da dire, qui devo fare come dire un appunto critico a quanto detto in precedenza, devo fare 2 appunti critici, non me ne se ne voglia, ma bisogna dire anche gli aspetti così. Innanzitutto il processo da noi è impostato con principi che devono garantire il diritto di difesa e di contraddittorio dell'imputato. Quindi se non si riesce a provare in dibattimento la responsabilità,
con testimoni, eccetera, non si potrà mai pervenire a una decisione di condanna. Noi non possiamo pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, perché quello che togliamo in un caso può essere anche tolto in altri casi, e quindi dobbiamo mantenere questo baluardo. L'imputato ha diritto di difendersi in tutti i modi. Quello che invece va considerato è che la donna che denuncia una violenza o un maltrattamento deve anche rappresentarsi ed essere adeguatamente informata che potrà essere chiamata a testimoniare nel processo. La testimonianza resa nel processo, in un dibattimento, è quella che fonderà un eventuale giudizio di responsabilità dell'imputato. E quindi una testimonianza che non sia precisa, ancorata a riscontri storici, ad esempio i referti medici, che non sia circostanziata, ma che sia dubitativa, di incertezza, di infarcita di elementi di dubbio, non potrà tecnicamente portare a un giudizio di responsabilità. Questo bisogna tenerlo presente, è una regola processuale. Quindi le donne devono anche sapere che nel momento in cui denunciano o querelano potranno essere chiamate, a seconda delle strade che il processo prende, a rendere una testimonianza in dibattimento in cui verranno interrogate dal pubblico ministero. Se si sono costituite parte civile potrà anche il loro difensore farle parlare, ma verranno anche, controinterrogate dal difensore dell'imputato. E quindi non è più un setting, discrezionale, diventa un contesto delineato da regole molto rigide di operatività, di interpretazione e di valutazione. L'altro aspetto che volevo segnalare come critico, e qui andiamo fuori un po' dal diritto, stiamo nel diritto e nel sociale. È vero che la violenza, le donne devono imparare a difendersi, ecco, questo voglio dire, nella mia esperienza, devono imparare a tutelarsi legalmente, socialmente, ma anche, nelle relazioni. È stato detto molto bene prima il percorso che porta ad esempio una donna a ripetere relazioni negative, relazioni con uomini violenti, e questo va benissimo. Però bisogna anche considerare, qui non so come dirlo, non vorrei dire una cosa che sembra, che nella relazione di coppia comunque bisogna accedere a questa relazione con un rispetto verso le posizioni dell'altro. Posso dirlo una cosa così? Sì. Per esempio, no, perché a volte, no, scusate, ma sono un tipo che va cauto, insomma. Allora, ad esempio, mi occupo tanto di separazioni, affidamento di figli, questioni infinite, lo sappiamo tutti. Allora, la donna ha diritto di essere tutelata, vuole la sua dignità, ma la dignità si conquista ed è faticoso conquistarsela. E quindi, se vuoi, io sono per la dignità, figuriamoci, però ho pagato dei prezzi, la coerenza, la presenza sul lavoro, la fatica, la resistenza alla fatica, la rinuncia a tante cose. Ecco, voglio dire, tutto questo è il pacchetto della dignità della donna oggi. Se ci troviamo coinvolti in una vicenda, ad esempio, separativa, e si usano, ad esempio, i figli come arma, come purtroppo succede tante volte, come arma per estorcere, questo secondo me è il termine giusto, anche per motivi di rivalsa sentimentale, non so, forse io farei il peggio se mi trovassi in quella situazione, ma per avere il più possibile dalla controparte, senza intendere ragione. Io ho conosciuto una coppia che ha litigato per 11 anni, 11, e aveva un figlio di 14 anni con disturbi psichiatrici accertati. Quindi, voglio dire, la ragionevolezza esige che la dignità sia anche frutto di un percorso personale di crescita. Quindi invitiamo anche le donne a non partire sempre lancia in resta, ma a valutare le singole situazioni, perché, come mi insegna la più elementare psicologia, torto e ragione raramente stanno solo da una parte. Ma questo non vuol dire scusare ovviamente la violenza o giustificare l'uomo che abbia degli agiti illeciti. E quello che ho detto adesso di un percorso di attenzione
ha trovato conferma nei dati che questa mattina hanno fornito in relazione alla diminuzione dei casi di violenza nei luoghi dove c'è un percorso di ascolto degli uomini maltrattanti, perché evidentemente questo stempera delle tensioni che a torto o a ragione si sono radicate nella coppia. Finisco con un'ultima notazione che vorrei dedicare al mondo del giornale, al mondo giornalistico. Intanto inviterei, per quel pochissimo che può valere la mia osservazione, i giornalisti a usare dei linguaggi più corretti quando riportano episodi relativi a vicende familiari. E faccio un esempio banalissimo: continuiamo a leggere Patria Potestà. Esempio banalissimo, io lo leggo, lo sento dire in televisione, alla radio, ma non esiste più da... ragazzi, insomma, è vero che adesso l'espressione responsabilità genitoriale, che è molto bella sotto il profilo concettuale, è sicuramente di non facile lettura, ma Patria Potestà ci riporta a un clima, insomma, dell'Ottocento, quindi magari il giornalista che riporta un fatto di violenza deve anche essere attento a comunicarlo in modo corretto. Ultimissima notazione, mi è piaciuto molto questa mattina anche questo... No, anzi, questo è stato nella pausa. Devo dire che ringrazio la docente di Ca' Foscari. Ecco, questo discorso che la giustizia deve essere anche in qualche modo pedagogica, educativa, perché c'è un gran movimento adesso nell'ambito della giustizia che relativo a una riflessione su come comunicare la giustizia, come comunicare gli esiti processuali. Io sono fautrice di una comunicazione nel rispetto della privacy anche delle vicende di carattere familiare, perché appunto, come già ho detto in altre occasioni, se no la lettura giornalistica è sempre qua la vittima, qua il mostro. È giusto definire il quadro, e bisogna anche, secondo me, l'autorità giudiziaria in certi casi deve anche esplicitare le ragioni di una sua decisione senza fornire indubbiamente elementi di identificazione dei soggetti, ma indicando il principio che l'ha spinta ad agire, il principio, la norma. Ecco, io credo che bisogna andare appunto verso un dialogo, come è stato detto, un dialogo e una chiarificazione dei ruoli, però eseguita con grande onestà intellettuale. Grazie.